Allora, direi che possiamo incominciare. Io prima di tutto ringrazio tutti voi e ovviamente ringrazio i maestri che hanno accettato di venire qui e di condividere con noi un'oretta e mezza di discussione, insomma, di stare un po' insieme. Allora, io sono presidente della sezione di Venezia di Italia Nostra. Voi sapete che Italia Nostra, molto probabilmente ogni tanto sul giornale trovate degli interventi, soprattutto noi ci battiamo per la salvaguardia e la tutela dei beni culturali. In realtà siamo come una specie di FIOM di questo tipo di approccio. Però ovviamente non è solo questo che a noi interessa anche portare avanti un discorso di cultura, di conoscenza della città, ed è per questo che noi molto spesso abbiamo evidenziato l'importanza soprattutto di quelle che sono le attività artigianali. In questo caso è molto di più di un'attività artigianale, però quelle attività che sono legate alla storia di Venezia, che hanno creato la storia di Venezia e su cui, secondo me, dobbiamo incominciare a parlare, perché c'è tanta gente che parla, però magari partendo dalle radici si può ottenere qualcosa di meglio. E devo dire che quando io ho visto questo film, insomma, mi è piaciuto tantissimo. Ho detto, insomma, è giusto che anche la cittadinanza in qualche modo è quello di organizzare un incontro per stare tutti insieme e vedere che cosa succede veramente a Venezia, non soltanto i miliardi di turisti, delle pecore che ci sono, ma c'è anche qualcos'altro. Ecco, quindi quello che mi interessava era quello di far vedere che, insomma, la città non è che sia morta, è viva, solo che manca l'entusiasmo, come parlavo prima con il maestro Costantini, Toffolo, col maestro Toffolo. E questo che, insomma, manca. Questo può essere un piccolo contributo a cominciare a discutere di robe vere, di robe serie, di robe che in qualche modo sono legate alla città. Allora, brevemente come si svolgerà l'incontro. A parte questa mia presentazione, poi passerò la parola a Regista, che vi spiegherà un attimo cosa ha fatto. Sì, una breve introduzione. Sì, una breve introduzione, una cosa molto veloce come sempre. Poi faremo vedere questo lungometraggio che dura circa un'ora, dopodiché inviterò i maestri a sedersi qua, apriremo un dibattito che spero sia partecipato, si possono fare domande, spero. Ecco, per cui abbiamo l'occasione di parlare direttamente con queste persone così importanti, per cui io auspico che ci sia un dibattito. Poi dopo io consegnerò brevemente delle targhe che abbiamo fatto. Come ho detto prima, molto probabilmente hanno avuto dei riconoscimenti molto più importanti, però a me sembrava giusto, insomma, darvi un piccolo riconoscimento anche da parte nostra per questa partecipazione a questa iniziativa. Quindi io adesso do un attimo la parola a Emanuele Toffolo, che ha fatto questo film, e poi lo proietteremo e poi vedremo un po' come andrà avanti. Prego. Allora, grazie. Buonasera a tutti. Allora, questo documentario è basato sui 3 libri che hanno scritto mio papà, Cesare Toffolo, e Sandro Zecchin, sulla storia del vetro a lume. Siamo partiti da questi libri e abbiamo realizzato il primo documentario, che è il primo di una serie di 3. Abbiamo iniziato nel 2019, purtroppo ho avuto una lavorazione un po' travagliata perché abbiamo iniziato a novembre, c'è stata l'acqua grande e avevamo le prime riprese, poi è arrivato il Covid e quindi abbiamo spostato di nuovo tutte le riprese, però alla fine ce l'abbiamo fatta e siamo riusciti, insomma, a portarlo a termine.
Ci sono riprese fatte a Venezia, a Murano e anche al Corning Museum of Glass, che è vicino a New York, insomma. Prego. Sì. E niente, praticamente qui abbiamo i 4 maestri che vedrete poi nel documentario: Vittorio Costantini, Cesare Toffolo, Bruno Amadi e Lucio Bubacco. Il documentario proprio inizia parlando un po' degli albori della storia del vetro a lume e andiamo indietro, insomma, di millenni, e poi la seconda parte riguarderà i primi anni, partiamo dai primi anni del secolo scorso, per poi arrivare fino ai giorni nostri. Penso di aver detto tutto, adesso vi lascio vedere il documentario. Buona visione. My name is Eric Goldschmidt, and I am a lampworking glass artist. I work for the Corning Museum of Glass in upstate New York. Working at such a special place affords me the opportunity to admire some of the most important and valuable glass masterpieces in the world. I'm a curious person, and being surrounded by such work all the time inspires me to want to know more about their origins. So Kate, I've been flame working for more than 25 years at this point. I feel like I know the process pretty well. I know how things are crafted, but I'd really love to know more about the history of the process. When did it start? What have people been making with it? So I'm hoping you can fill in some of those gaps for me. So the origins of glass go back more than 3,500 years, and I think it's clear that ancient glass makers at that point in time were also using something that resembles what you as a modern flame worker do. And it comes down to the definition of like how we think about flame working, right? Obviously, in the ancient world, they're not using something like your modern torch today, but instead they're using something that resembles a focused flame that really allows the glass workers to shape the glass and heat it at the same time using the same kind of processes that you as a modern flame worker do. So what sort of objects would these people have been making with this technology way back then? What did they look like? Some of the earliest pieces we have are these core form pieces, and one of the really characteristic features of core formed glass is this use of spiral threads, spiral trails around it. And what those are is they're applied threads that are continuously wrapped, sometimes dozens of times around the vessel to create that continuous loop. And I don't think there's any way that you could do that kind of spiral if you weren't able to heat the glass and work the glass at the same time as you do at a modern torch. So Eric, we're down here in the conservation lab at the Corning Museum of Glass, and I'm excited to show you some of these pieces. So let's start by talking about these eye beads,
which date to the first millennium BCE or so more than 2,000 years ago, 2,500 years ago. And you can see they're called eye beads because they have these sort of eye-looking things on them, right? Sure. So let's look at a couple more detailed pieces. These are made about the same time period, and we call them head beads, sort of for obvious reasons, right? Mm-hmm. They're in the form of heads and have such an extraordinary level of detail. Oh, sure. Yeah, if I were to make something like this, I would probably start by building up that flesh tone. Really, any sort of a rigid object, you could make the indentation for the eye sockets. If I were to make those eyes, the way they look to me, it's a black dot first, then a white dot on top of that, and then another black dot for the pupil. That makes perfect sense to my contemporary flameworker's brain. So this last piece I'm really excited to talk to you about. We've talked about this a little bit before. So this is a little bit later than those head beads and those eye beads we were just speaking about. It's made in the Roman period, about the 2nd or 3rd century CE or so. Well, yeah, why don't you go ahead and tell us what we're looking at here? Yeah, so we've got this Greek inscription and these other intricate details here. It really looks like it's a piece of gold wire that was maybe sort of bent into those shapes, but we know it wasn't actually a gold wire. It's actually a glass stringer that has been gilded and then sealed between those two layers of colorless glass. I can't imagine any way to bend a stringer of glass that precisely without using a focused flame. Today, the flame is fueled by methane, propane, or hydrogen. But until the mid-19th century, such lamps were fueled by animal fat, vegetable oil, alcohol, and eventually petroleum products. The flame was accelerated and focused by the air produced by blowing with the mouth through a glass tube or by a bellows fixed on a table, operated by foot with the use of a treadle. I've decided to dive into this search by meeting some of the central figures of this amazing craft. It seems the most logical place to begin this adventure is Murano, Italy, the island of glass in the Venetian lagoon, what many consider to be the cradle of glass making. Napoleone Barovière was a descendant of a prominent family of glassworkers who had been involved in the industry since the 14th century. While he commenced his journey in glass at the beginning of the 1900s, his family had already made many important contributions to the glass world. Mio nonno, Napoleone, unico figlio maschio di Giuseppe, nacque nel 1881. Figlio di tanto padre, fu un grande maestro, veramente, molto apprezzato dai suoi coetanei, dai suoi allievi, tra i quali devo ricordare il famoso Archimede Seguso, un uomo riservato, di poche parole, dedito al suo lavoro, appassionato, ma in qualche modo amava poco la ribalta. Mio nonno Napoleone Barovière, lasciata assieme ai Seguso la Vetteria Artistica Barovière, fondò nel 1932 la Barovière Seguso e Ferro, che si chiamava Barovière Seguso e Ferro Vetreria e Soffieria. Soffieria in quanto vi era un laboratorio di soffiatura a lume. Questa esigenza si sentì perché si risentiva ancora delle conseguenze della grande crisi del 29.
si pensava di poter offrire al mercato anche dei prodotti meno costosi, ma magari di qualità artistiche notevoli, prodotti con mezzi meno costosi come erano quelli della lavorazione al lume. Mio nonno aveva avuto delle esperienze con la lavorazione al lume. In realtà lui, nato nel 1881, era stato richiamato alle armi nella Prima Guerra Mondiale, ma molto presto dirottato dal fronte verso Milano, dove un certo Gerosa aveva organizzato un laboratorio di lavorazione a lume come industria in qualche modo bellica, in quanto venivano prodotti vetri per l'industria chimica e per la farmacia. Questo rimase nel suo bagaglio di esperienze anche quando poi tornò a Murano e riprese a fare il maestro vetraio, prima nella vetreria artistica Barovière e poi nella neonata, diciamo, Barbier Segusa Ferro. Ci sono dei personaggi importanti. Al centro c'è il bisnonno Giuseppe Barovière e seduto allo scagno suo figlio Napoleone, che evidentemente ancora lavora in fornace. Siamo nella vetreria artistica Barovière. Questo bambino molto piccolo è Archimede Seguso, che è un bambino molto bruno e infatti lo chiamavano il Moro Patare. E appunto forse venne in mente a lui o ai suoi soci di affiancare alla lavorazione di fornace all'interno di questa nuova vetreria fin dal 1932 una produzione a lume soffiata. Il designer di tutto ciò era Vittorio Zecchin, grande pittore muranese, grande designer di vetri, disegnò anche alcuni dei vetri a lume. Dopodiché il laboratorio per qualche anno continua senza l'apporto di Vittorio Zecchin e abbiamo la serie di famosi animali argentati all'interno, molto belli. Si vede la mano di qualcuno che sa lavorare il vetro, quindi essenziali, eleganti, e direi oggetti di qualità, anche talvolta di dimensioni parecchio insolite se paragonate, diciamo, alla lavorazione a lume del periodo. Oggi si riescono a fare cose anche di grandi dimensioni con la lavorazione a lume, allora era effettivamente una cosa assolutamente insolita. Questa è una foto del nonno Napoleone, poco più che cinquantenne, al lavoro nel laboratorio di soffieria della vetreria Barbier Segusa Ferro. Sta modellando un animale in vetro soffiato. Ciao Eric, Ciao benvenuto. Cesare. Ciao, grazie. Questa è un'immagine di mio padre con mio nonno e mia nonna. Questa è un'immagine di quando lui era giovane. Lui era il primogenito di 5 fratelli. Ha avuto la possibilità lui di studiare all'epoca quando i ragazzi andavano in fornace all'età di 9 anni. Sembra incredibile, però a Murano si andava a lavorare prestissimo.
Lui invece, siccome suo padre era un maestro importante e aveva una buona paga, e quindi ha potuto mandare mio padre a scuola. Poi all'età di 14 anni è entrato nella fabbrica di Venini, dove suo padre svolgeva la sua attività, come primo maestro. Lui è arrivato come garzonetto e lavorava vicino al padre. E a 17 anni è diventato maestro di bicchieri, fino all'età dei 18 anni, perché poi si era chiamati al militare e quindi si andava a fare il militare per 2 anni. Quindi da 18 a 20 anni, poi nel frattempo era scoppiata la guerra. In Germania si è trovato a lavorare come prigioniero davanti a una fiamma, quindi un lavoro diverso, completamente diverso. E un lavoro anche che a Murano era quasi sparito. Quindi non c'era possibilità anche di vedere altre persone lavorare, non era un lavoro, diciamo, usuale. La quotidianità a Murano era la fornace. Arrivato in Germania, lui trova già un gruppetto di muranesi che erano stati anche loro portati lì. Poi col passare degli anni, perché loro alla fine sono rimasti lì 3 anni, è arrivato il giorno che si sono sentiti i primi bombardamenti dei russi che avanzavano, e quindi diciamo che i gerarchi tedeschi cominciavano a essere più nervosi e quindi formavano anche dei gruppi che portavano nel bosco per fucilarli. Queste sono tutte notizie che io ho recuperato da un diario, un vecchio diario che mi è stato dato, scritto da un altro muranese, Vio. Quando lui è morto, la famiglia ha fatto delle copie e le ha consegnate a tutti i muranesi che erano presenti al campo con lui. Siccome mio padre era già morto, allora loro me l'hanno consegnato a me. E io ho letto questo diario, anche raccapricciante alla fine, perché si parla di gente che è stata prigioniera, poi veniva fucilata casualmente. Comunque diciamo che alla fine i muranesi che sono sopravvissuti hanno potuto vedere l'arrivo dei russi. Alla fine i tedeschi sono scappati via e li hanno abbandonati lì nei campi. Quindi sono arrivati i russi, però diciamo che l'avventura non era finita, perché loro erano in Germania, dovevano fare rientro in patria e quindi i russi li hanno portati con loro per un tragitto abbastanza lungo, mesi. Nel frattempo li usavano per scavare le trincee, quindi non era che proprio erano liberi al 100%. Comunque poi è arrivato il giorno che loro hanno avuto l'opportunità di ritornare a Murano. Quindi era il 45, è finita la guerra, Murano e tutta l'Italia insomma era diventata poverissima. Però c'era una grossa energia per ricominciare. Mio padre è tornato e nel frattempo c'era un personaggio che ha fatto storia a Murano, si chiamava Guglielmo Brussa, e lui aveva avviato un'attività di lavorazione a lume, aveva un laboratorio abbastanza importante e quindi ha assunto mio padre insieme con un suo amico, che anche lui nato in Francia, muranese, nato in Francia, che mio padre ha sempre chiamato il francese, e quindi sono stati assunti tutti e due. Non sono in realtà durati molto nel laboratorio di Brussa, poiché avevano un carattere impetuoso, diciamo, e quindi non era confacente per loro rispettare le regole che il Brussa dava. The workshop of Brussa was very unique. Possibly because of his poor experiences with male workers, he chose to have only women working in his studio. In fact,
he had 25 female employees, and each one was in charge of producing only one kind of animal. By teaching each staff member to make only one type of animal, Brusa hoped to avoid having employees leave him to pursue their own personal businesses. In this way, Brusa managed to protect his workshop, which worked efficiently for many years. Virilda de Polo was one of Brusa's employees, and she began working with him when she was very young. At age 16, she was taught by Brusa to stretch black glass threads or stringers. These glass threads were then used by other employees to create the eyes of glass animals. Ciao Virilda, sono Eric. Vieni, vieni. Grazie. Ah, sì. In questa foto, quanti anni avevi qua? Avevo 23 anni, Ah, sì. ero giovane, erano già 10 anni che facevo questo lavoro. Che cosa facendo qua? Facevo un pesce, Ah, sì. un pesce. Eravamo in 25 ragazze, tutte veneziane, che erano molto simpatiche, erano molto libere anche, diverse da noi muranesi, perché noi muranesi siamo muranesi, non siamo veneziani. E io mi divertivo anche perché non è che potessi parlare tanto, perché ogni tanto mi arrivava un pezzo di canna, di vetro, perché mi dava fastidio al signor Brusa, e difatti aveva anche ragione. Però si parlava, si rideva anche, poi si vedeva a conclusione che si dava meno pezzi all'ora, perché certe volte si faceva anche un po' di più lavoro, ma poi andava a finire che certe cose scoppiavano, perché non erano attaccate bene, allora veniva il padrone con la sua stanza, e allora devi fare così, hai capito? Virilda, come faccio? Poi con questo nome che non ricordo mai, io ti chiamo Vera. Va bene così, dai, vai avanti a lavorare, dai, che il sole maniere, via. Così questa era la storia. E là mi sono anche divertita e sono rimasta sempre a lavorare 4 anni. Poi alla fine si è sposata anche lei, come quasi tutte le lavoranti di Brusa, e si è sposata con un vetraio, come succedeva naturalmente a Murano all'epoca. E quindi ha portato anche lei il lavoro a casa. Poi suo marito, Morasso, ha cominciato a lavorare a lume anche lui. E dalla Virilda, quindi il lavoro è passato a Mino Morasso, suo marito. Da Mino Morasso poi è passato a Stefano, che è suo figlio. E quindi da Brusa si è attivato tutto questo meccanismo, perché la Virilda non è solo lei che ha fatto questo tour, diciamo, di conoscenza, è successo un po' per tutti, quindi si è animato veramente, forse 1 migliaio di persone di Murano lavoravano a lume grazie agli insegnamenti che Brusa aveva dato alle sue 24 lavoranti, donne. Oggi, per esempio, Stefano Morasso è comunque uno dei vetrai lumisti più quotati. Lui predilige il lavoro a lume soffiato, però diciamo che anche lui è legato inevitabilmente a Guglielmo Brusa.
In the city of Venice, just a few kilometers from Murano, we find two lampworkers whose work is greatly inspired by the environment of the Venetian lagoon, its flora, fauna, and many living creatures. Vittorio Costantini is one of these artists. He worked as a fisherman and also as a blacksmith. But when he was 11 years old, he entered a glass factory for the first time. Potevo andare a pescare con mio papà e con altre persone perché ero l'unico bambino e c'era 12 persone e io ero solo l'unico bambino perché ero il figlio del padrone delle barche, delle reti. E quando si pescava in conclusione si pescava con 2 caoline e una barchetta piccola, che dopo il pesce veniva buttato nella barca piccola e io ero quello che buttavo sulle cassette i pesci, buttavo via i rifiuti, quello che c'era, no? Dopo, da quello in realtà un mio amico, Fatalità, mi ha portato a Murano nella fabbrica Fatalità, la prima volta che ho visto la fabbrica. Le persone non è che erano tanto gentili una volta. Ho cominciato a chiudere la forma perché facevano le cose soffiate, dovevo chiudere la forma, insomma. Però se io piegavo il vetro prendevo una pedata. Se veramente, non so, mi ricordo che non era una cosa, venivamo trattati veramente male. Una volta era così, insomma. Però i maestri già addirittura, mi ricordo che già addirittura mandavano i figli nella fornace per fargli capire che com'era, che conveniva studiare, che venisse a lavorare nella fornace. Quello mi ricordo. Mi ricordo tante cose veramente negative in conclusione della fornace. Un ragazzo che lavorava con me nella stessa mia piazza aveva una fiamma, aveva un canello che vendeva, che lavorava a lume. E ho cominciato a lavorare in pollaio, dove c'era il pollaio di mia zia, che era i polli, e ho fatto il mio laboratorio. Però dopo, finito di lavorare, alla sera mettevo a giocare al mio hobby. Ho cominciato con un libro che ho qui, che Fatalità, ho cominciato proprio sugli insetti, perché era la cosa, diciamo, più difficile da fare, perché l'insetto, la cosa più difficile è di fare anche tutte le zampe, la percezione della natura, insomma. Sono venuto qui nel 74, sono arrivato qui e dal 74 sono ancora qui.
andavo a pescare con mio papà d'estate, però quando ero bambino, non è che d'inverno non si poteva andare a pescare. E a scuola non è che mi piaceva tanto andare a scuola, va bene. E si andava a pescare anche nel Piave, in conclusione, con la barca nell'acqua dolce. E in conclusione io si dormivo in barca, si dormiva nel fianile e già addirittura conosco il pesce dell'acqua salata, anche quella dell'acqua dolce. E era bellissimo perché vedevo tutto, perché quando una persona non è interessata su certe cose non vede niente. E io vedevo qualsiasi cosa perché ero interessato alla natura e forse è quello che mi attraeva, insomma. Si guarda nel cielo si vede gli uccelli, si guarda nell'acqua si vede i pesci, il mare, si vede tutto, le meduse, qualsiasi cosa. Bruno Amadi, nicknamed Gino, began working with glass at the furnace when he was 11 years old as well. Since the 1980s, he has developed glassworks inspired by nature. He creates unique objects that may never have been seen in glass before. L'ispirazione la prendo dai libri, dai disegni, dalla natura stessa, per vedere il colore bene, non che sia una cosa artificiale, ma dovevi entrare un po', secondo me, che doveva sembrare il più naturale possibile. Fa la differenza, insomma, di non vedere certi colori che sono artificiali in certe cose. Mio papà lavorava in fornace, come quasi tutti a Murano, e io sono andato a lavorare quando avevo 11 anni, ho cominciato, che non era un'eccezione ma era la normalità. I maestri più importanti che ho saputo dopo che erano più importanti, perché quando eri ragazzino non lo sapevi. Appunto Barbini, Armando Nason, Livio Seguso, però non era determinante a quell'età, perché non è che ti insegnassero proprio a lavorare. Tu eri un garzonetto, un garzone così, poi man mano sono andato un po' più avanti. Però non è che ti seguivano, era con la pratica e con l'occhio che vedevi le cose e imparavi. Però diciamo che penso sia molto importante l'ambiente della fornace, del lavoro del vetro, perché uno si tempra a lavorare, a conoscere, a bruciarsi per esempio. Quello era quasi normale. Dipende da come sei anche tu, l'ambiente cambia anche. Io sono abbastanza, come si può dire, piace essere libero. Ecco, e qui forse ho trovato la libertà di fare quello che voglio perché lavoro io solo. Lì eri la piazza, l'equipe, dovevi lavorare insieme, dovevi fare quello che ti dicevano. Per me era un po' difficile l'ambiente, ostico. Perché mio papà nel frattempo, dopo dalla fornace, si è messo a lavorare a lume. Allora io lavoravo in fornace e poi alla sera cominciavo, ho avuto 12-13 anni. Sono andato avanti e poi ho aperto questo negozio qui nel 74 e ho cominciato appunto a fare quello che volevo, quello che pensavo, perché prima lavoravo anche all'ingrosso e si faceva quelle cose abbastanza stilizzate tipo galli, cicogne, cigni, bambi, queste cose qui, che però era importante perché ti dava padronanza del vetro, riuscivi a lavorarlo con velocità, era molto importante. Poi sono venuto qui e sono da fuori alle testa. Cioè, ho fatto quello che mi veniva, quello che mi piaceva fare. Volevo disegnare quel vetro, cioè mi stufavo a fare sempre le solite cose,
dovevo cambiare, non solo quei cavalli e il pensiero del disegno, ma anche con altre cose che ho fatto e che faccio. Io continuo a lavorare perché se non lavoro sono un uomo perso. Cioè, mi piace ancora lavorare, fare. Ha detto che la dottoressa, lavora ancora? Sì, lavora bene, fa bene. Unlike Amadi and Costantini, Lucio Bubacco focused more on the creation of human and anthropomorphic figures inspired by Greek mythology. He is a truly complete artist. He excels in other traditional artistic media like drawing, painting, and music. When he was younger, he seriously considered joining the music conservatory, but then he fell in love with glass. The son of a glass dealer, Lucio grew up surrounded by the material, and this helped to inspire his confidence and passion for glass. Lucio, qual è l'ispirazione per questo pezzo qua? Tanti anni fa ho fatto un'uscita in barca a remi e è arrivata una tempesta. Intravedevo da lontano una tromba d'aria e tra le onde sono riuscito ad arrivare a un'isoletta della laguna. Ho diciamo, acquisito delle sensazioni per fare questo pezzo. Se non fossi nato a Murano, probabilmente avrei fatto il pittore, sicuramente. Oppure se fossi nato in montagna avrei fatto lo scultore del legno, il falegname, una fonderia, il fusione di bronzo. Cioè avrei fatto sicuramente tutti i lavori creativi, però credo con gli stessi soggetti, altre dimensioni, perché il lume ti porta, la lavorazione al lume ti porta a miniaturizzare tutto. Però credo che avrei fatto un mestiere diciamo creativo e proprio contaminato un po', tra virgolette, influenzato dall'ambiente che mi trovavo. Cioè mi sono trovato a Murano, ho fatto il vetro, lavorato il vetro. Sono andato in fornace, però ho deviato verso il lume perché volevo lo studio intimo, privato. Qui c'è quella contaminazione del mondo acquatico, diciamo, no? Di essere tritoni, sirene, questo ambiente, anche le tonalità dell'alba o del tramonto.
per anni ho seguito corsi di anatomia e pittura in genere, diciamo, dagli acquerelli, pittura a olio, disegni in genere, carboncini, robe varie. E poi il vetro era coerente al disegno, diciamo, non è separato, è sempre stato collegato. I difetti che ho nel disegno li trasmetto nel vetro e i pregi che ho nel disegno li trasmetto nel vetro. Perfezionando diciamo, l'anatomia ho cercato di ridurre i difetti che avevo. Conosco dei bravi maestri che amano un po' la natura e sono attratti dalla natura in genere. E io sono molto attratto dal mondo greco-romano. Cioè, ricordo per esempio che quando ero nelle scuole, quando ero bambino, c'era la maestra che spiegava i compiti, io non capivo perché stavo facendo queste scene che lei mi ispirava. E poi però deviavo e non ascoltavo il tema, diciamo, che dovevamo tutti seguire. C'è una concentrazione in questo mondo. C'erano sempre questi personaggi, queste figure, o figure mitologiche, o figure del carnevale o del Rinascimento. Così mi divertivo, mi piaceva, avevo questa attrazione. Anche, lo so, soprattutto anche perché mi piacevano solo leggere o osservare i libri storici. E di conseguenza la mia ispirazione era quella, senza compromessi. E più tardi, quando ho iniziato a lavorare il vetro, ho fatto quello. Non ho studiato nient'altro, ho solo rifatto quello che da ragazzino, da bambino, avevo studiato e mi sono trovato già con, come si può dire, già pronto per materializzare col vetro quello che pensavo che facevo prima, che disegnavo prima. At the same time Lucio Bubacco was starting his career in glass, Cesare Toffolo was also beginning what would be his path to greatness in the world of lampworking. Born in 1961, Cesare's family lived in a two-story house. His father Florino's studio was located on the ground floor. Growing up, Cesare was always surrounded by glass, and it was normal for him to watch his father working glass with the flame. Lui ha avuto un periodo molto lungo in cui faceva delle clessidre
Clessidra è un vetro molto antico, no? Che si usava per misurare il tempo. Le faceva in cristallo, le faceva in vetro colorato e quindi facendo le clessidre lui abbisognava della sabbia. Quindi quando io arrivavo nello studio era quasi come avere una parte di spiaggia. Un angolo era dedicato alla sabbia e quindi c'erano queste collinette di sabbia e io bambino naturalmente ci giocavo. Ho deciso che gli studi non erano fatti per me, io ero molto più attratto dal lavoro di mio padre. La scuola non era proprio che mi appassionasse più di tanto, no? Io, piuttosto che andare a scuola, no, andavo a Murano da mio padre e lui mi diceva: cosa fai qua a Murano? Non sei a scuola? No, oggi è sciopero, no, dicevo io. Era il periodo che c'erano gli scioperi, quindi io approfittavo. E quindi lui mi diceva: va bene, stai lì tranquillo, no? E così io guardavo lui che lavorava. Su un mese, 4-5 giorni, riuscivo ad andare da mio padre senza che lui si insospettisse. Mio padre godeva anche di una certa fama nell'isola perché comunque era uno dei vetrai più stimati e quindi anche questo alone, no, di stima che lo circondava mi ha fatto innamorare anche del lavoro e di quello che significava anche lavorare il vetro a Murano. Quindi all'età di 14 anni sono entrato nel suo studio come apprendista, poi lui purtroppo è morto e quindi non ho avuto il tempo di conoscere al 100% quello che era il suo lavoro. Ho appreso le basi. A fine giornata mio padre veniva sul banco mio, dove c'erano tutti gli oggettini che avevo fatto, e cominciava a scartarli. Buttava via 1, 2, 3. Forse, se andava bene, ne restava 1. Però era una selezione dolorosa ma necessaria, perché quando un apprendista si approccia con questo materiale, già realizzare qualcosina è già un successo per lui, mentre in realtà l'oggetto non ha nessun valore. E quindi mi ha anche insegnato a prendere l'oggetto più bello che hai e metterlo in una scatola e riaprire la scatola dopo un mese. Dopo un mese tu vedrai l'oggetto con occhi diversi e se lo vedrai brutto vuol dire che hai fatto dei progressi. Se lo vedrai bello è meglio cambiare lavoro. Così nel 1991 sono partito per gli Stati Uniti, esattamente per Seattle, alla Pilcher Glass School, che la scuola all'epoca era sicuramente la più rinomata, scuola del vetro che esisteva non solo negli Stati Uniti, nel mondo. Diciamo che alla fine gli studenti sono stati contenti, per me è stata un'esperienza entusiasmante, perché Pilchuck è un campus e quindi è quasi come un'isola, una piccola isola dove si vive tutti insieme e è quasi una piccola Murano. Si parla solo di vetro artistico. Ecco, la differenza principale che io ho riscontrato è la mentalità di approccio differente al vetro, perché a Murano il vetro era specialmente quello commerciale, mentre lì no, lì cambiava tutto, lì si faceva un oggetto e non si poteva neanche più chiamarlo oggetto, diventava un'opera. Poi sono stato richiamato nel 93, ho avuto un anno anche per prepararmi anche a livello
artistico, possiamo dire. Quindi ho preparato dei vetri più vicini alla mentalità, diciamo, americana o artistica in generale, mentalità che a Murano non c'era all'epoca. I miei vetri artistici nascono insieme ai piccoli uomini. Ho cominciato a fare delle figure che erano figure molto lineari e non mi interessava riprodurre il corpo umano, mi interessava riprodurre il movimento. E così ho fatto un'infinità di piccoli uomini. Poi ne ho scartato la maggior parte e ho scelto quelle che secondo me erano le posture più naturali. Poi, avendo questi piccoli uomini sopra il banco, allora poi la mente ha cominciato a viaggiare e li ho posizionati un po' di qua, un po' di là, su un bicchiere, su una coppa. Poi ho cominciato a fare gli oggetti appositamente per inserire questi piccoli uomini. Quindi li ho inseriti fuori dell'oggetto, dentro l'oggetto, e ho creato quasi delle storie. Poi ho creato una clessidra dove gli uomini scivolano giù, diciamo, dalle pareti della clessidra posta sopra e scivolano giù dentro il foro. E quindi poi cadono alla base e poi si rialzano, perché alla fine ci sono varie cose in un oggetto così. In un'opera così c'è il tempo che passa, che noi non possiamo fermare, e quello è per tutti. E poi c'è il passaggio alla vita e alla morte, c'è chi ci crede che ci sia una rinascita, chi no, però può essere bello pensarci. Ho voluto sposare quello che sono i vetri che ho sempre fatto, con la ricerca tecnica, con quello che era l'omino contemporaneo, che è molto lineare e quindi completamente diverso dai vetri barocchi. Però alla fine poi ho anche pensato che può essere rapportato anche alla città di Venezia e alle persone che la vivono oggi. Alla fine la città di Venezia è una città prevalentemente barocca, ormai abitata da gente contemporanea vestita in scarpe da tennis, e quindi vedo questa similitudine tra le mie cose e Venezia, che è la città che mi ha fatto anche crescere dal punto di vista artistico. Since his introduction to the American glass scene at the Pilchuck Glass School, Cesare has had many more engagements in the United States and in Japan, another country where artistic glass is highly regarded. He has had the opportunity to teach at the studio of the Corning Museum of Glass and explore the museum's collections and library. Negli ultimi anni l'atteggiamento dei muranesi è cambiato tantissimo. All'epoca, quando io avevo 20 anni, era difficilissimo vedere un altro lumista lavorare, perché tutti avevano i propri segreti e quindi lavoravano chiusi. I laboratori erano chiusi, non si poteva entrare in altri laboratori se non si era strettamente collegati o per lavoro o per amicizia. Oggi, come oggi, invece è cambiato tutto. Adesso si è capito che comunque l'apertura serve, perché ovviamente quando si aprono le porte, è vero, magari esce qualche segreto, però ne entrano molti altri. This is the Veronese way. Quando uno viaggia per le varie scuole va per insegnare e quindi non deve avere segreti.
deve insegnare con la voglia di insegnare. Questo è l'essenza dell'insegnamento. The preservation and advancement of this dear lampworking process requires information continue to be shared effectively as we move forward, as it has been for nearly 3 millennia. I know I've been fortunate in being able to learn so much as a student with Cesare, and I do my best to share my knowledge with this next generation of glass students. I'm always amazed at how much I continue to learn as I teach. This is a crucial cycle of knowledge that I hope will never end. Benissimo, allora intanto inviterei i 4 maestri a sedersi sul tavolo. Prego. Devo dire che ogni volta che lo vedo mi emoziono sempre, perché è una cosa straordinaria, veramente bravo. Grazie. Veramente bravo, perché hai saputo trasmettere le emozioni. Ecco, a me farebbe piacere aprire un po' anche un dibattito, visto che c'è una piccola discussione. Se avete voglia di fare delle domande, a me farebbe molto piacere cominciare. Magari incomincio io, che così rompo un po' il ghiaccio, poi vediamo. Cioè, la cosa che vabbè, ci sono tante cose che mi hanno interessato, ma una cosa che mi ha effettivamente presa l'attenzione, diciamo, è il fatto che avete incominciato da giovanissimi. Cioè, la domanda mia è: ma questo lavoro qua, secondo me, a parte l'ambiente diciamo di Murano, la storia di Murano, la cosa bella che ha fatto vedere Emanuele è stato proprio anche questo fatto di essere collegati alla storia. All'inizio avete fatto vedere le storie di come arrivavano, cosa facevano. Era che avete incominciato da giovanissimi, cioè da 11 anni, 12 anni, 14 anni, no? Allora la mia domanda è una domanda un po' così, però effettivamente è una vita dedicata a questo tipo di mestiere. Cioè, se aveste cominciato molto più tardi, forse non sareste arrivati dove siete arrivati. Questa la porrei come domanda, se volete rispondere, se è chiaro cosa ho voluto chiedervi. Ecco, prego uno di voi, se vuole lei, faccia. O chi vuole, qui ci sono 3 microfoni, se vuole sì. Lei. Parla Lucio uguale. No, cioè è il prezzo da pagare in un certo senso. Se si studia un po' di più o tanto, alla fine le tecniche, diciamo, per realizzare un'opera sono ridotte. È questione bisogna saper scegliere. Purtroppo io non sono un oratore, è normale perché ho lavorato tanto il vetro e di conseguenza posso esprimermi con le opere o i pezzi realizzati. E questa è la differenza. La mia opinione è questa. Ah, funzionano questi? Sì, sì. Scusa. Sì, io penso che cominciare da un'età giovane è anche più semplice apprendere le tecniche, perché
essendo un lavoro manuale, cioè diciamo che il lavoro, i tempi del vetro, la caloria, cioè sono tutti meccanismi che devono entrarti dentro. Quando tu hai questo, allora puoi fare il passo successivo. Lucio, anche loro, abbiamo avuto diversi studenti sulle varie scuole che siamo andati e abbiamo visto che comunque serve anche avere una dote naturale. Cioè in questo lavoro non basta avere la voglia di fare, bisogna anche avere qualcosina in più, perché comunque è un lavoro in cui ci devi mettere anche l'anima, le tue cose, per distinguerti dagli altri. Perché per esempio a Murano è un po' come essere sempre in competizione, perché siamo tutti sulla stessa isola, facciamo tutti lo stesso lavoro e quindi emergere non è semplice. Noi diciamo che abbiamo avuto tutte storie simili, no? Come si è visto dal documentario, però poi in realtà abbiamo tutti presi strade diverse. Forse Vittorio e Gino, loro sono rimasti più, perché loro sono anche un po' più vecchi di noi, e sono rimasti un po' più legati alle cose della natura, mentre magari forse io e Lucio, che abbiamo un po' viaggiato di più da giovani, ci siamo un po' staccati anche da questo, no? E quindi penso che poi il pensiero, no, è quello che uno trasmette nelle proprie opere. Quindi io il mio, Vittorio il suo, Lucio il suo, secondo me funziona così. Però l'età, diciamo che cominciare a 20 anni e cominciare a 14 anni non è la stessa cosa. Allora, poi se avete sempre domande io sarei molto... Io ho il microfono, quindi posso... Sì, posso? Prego, prego. No, buonasera. Volevo chiedere, è stato detto che è stato a Seattle, no? Sì. E che ha trovato molto diversa... in che cosa c'era questa differenza molto grande? E Ciuli viene da quel posto là? Da Seattle? Sì. Ecco, grazie. Allora, cioè io parlo di quando sono arrivato io negli Stati Uniti 35 anni fa circa, e Ciuli è, diciamo, l'americano che ha inserito il vetro nel mercato d'arte. Quindi ha inserito il vetro nelle gallerie che prima vendevano quadri, oggetti, diciamo, d'arte comune. È riuscito a inserire il vetro e quindi a portare il vetro ad un livello anche commerciale molto più alto di quello che c'era in Europa. E Ciuli ha poi, diciamo, amplificato, no? Ha inserito le opere nei musei, cioè ha fatto un lavoro molto importante per quello che era il vetro americano. Poi su questo panorama, diciamo che ci siamo inseriti noi che siamo arrivati da Murano, e prima di noi due è arrivato Lino Tagliapietra, che adesso ha 90 anni, e quindi loro sono un po' stati pionieri dei muranesi che sono arrivati lì. Io sono arrivato alla Pilcia Glass School tramite Lino Tagliapietra, e quindi mi sono già trovato in una realtà che già era attiva da circa 20 anni. Grazie. Prego. Come mai voi di Murano, che avete una gran bella base, siete andati in America, a Seattle, a fare lo studio, l'accademia, quello che è? Allora, noi siamo andati per insegnare. Io principalmente sono andato perché sapevo che loro avevano dei vetri, dei materiali speciali. Allora diciamo che loro nella ricerca erano più avanti di noi, nella manualità erano più indietro. Forse sono di parte e secondo me voi siete migliori di loro.
Allora, diciamo che manualmente No, Barney, basta. noi venivamo dalla produzione, dagli oggetti di produzione, quindi avevamo una manualità molto fluida, mentre loro scarseggiavano, no, in questo, perché avevano una visione molto teorica, no, molto scolastica. Però nel contempo, per esempio, la Corning è una corporation dove loro fanno ricerca, no? Per esempio i vetri dei cellulari, no? I vetri dello shuttle, tutti questi vetri speciali vengono fatti lì. Quindi uno come me voleva conoscere anche altre cose, cioè non rimanere nell'ambito di Murano. Volevo andare oltre, vedere oltre, e ho trovato molto. Grazie. Prego. Se avete... Ma io volevo fare un'altra domanda, cioè quando siete tutti partiti un po' dalla fornace, poi a un certo punto, soprattutto mi pare Amadi e Costantini, vi siete messi in proprio perché volevate... Ma quando vi siete messi in proprio avete avuto difficoltà, avete avuto problemi, oppure è stato tutto molto semplice? Perché adesso siete bravissimi, la gente vi conosce, ma all'inizio com'è stato? Sì, non ho capito bene la domanda. Cioè? No, perché sono posso. Sì, prego. Che dia cominciato? Allora, Dalla fornace, passare al lume, dalla fornace a passare al lume, in conclusione... È venuta quasi una scelta... Allora, dalla fornace a passare al lume è tutta un'altra cosa. In un certo momento io, quando lavoravo nella fornace... Parlo più piano. No, che parlavi tu. Allora. Sì, devo parlare a te? Sì. Parlati. Allora, quando si lavora nella fornace, in conclusione, non è che si possa fare quello che si vuole, si deve fare solo le cose in produzione. E l'artista chi è? È solo il designer che forma il disegno. Allora, in un certo momento io non potevo avere, non è che si possa dire si può fare, non si poteva fare niente. In un certo momento io non potevo avere la fornace che potevo dedicarmi a fare quello che volevo, allora in realtà ho fatto una decisione dopo nel 70 e io ho detto basta, non volevo più sapere della fornace perché io non avevo un futuro in conclusione, perché io ero diventato anche, avevo il posto da maestro volendo, perché io ho lavorato tanti anni, fino nel 72, però lavorando a lume io vedevo che in un certo momento potevo ispirarmi a fare quello che desideravo. Ecco. Ma quando è cominciato, quando ha cambiato poi da un punto di vista economico, com'è andata? Bene? È andata benissimo perché se stavo nei fornaci a fare il maestro io non potevo comprare niente, invece per fortuna mi sono anche comprato la casa in conclusione. La domanda è il passaggio dalla fornace al lume. Sì. Ma è una cosa quasi naturale. Cioè, perché mio papà lavorava prima in fornace e poi si è messo a lavorare a lume. Allora io l'ho seguito a fare questo lavoro. Ma un lavoro soprattutto che mi piaceva e mi piace farlo ancora. E diciamo che essendo a Murano sei praticamente già dentro una scuola del vetro, cioè non è che facevi una scelta, andavi a lavorare. La fortuna è stata che mi piaceva questo lavoro, anche perché non c'erano molte alternative a quei tempi, neanche adesso. Però sicuramente una cosa che ti piace. Per esempio noi siamo i 6 fratelli, queste cose le ho dette 1000 volte, ma ripeto, che avevano cominciato anche loro quel lavoro, il vetro.
però non era una cosa che gli entrava. Penso che sia una cosa che ti viene così, che ti piace fare. Sicuramente, anche perché siete bravissimi, voglio dire questo. Ci sono qualche domanda? No, allora faccio sempre io domande. Ah no, prego, guarda. Ciao a tutti, io sono Moriti Raffaele e voi mi conoscete tutti. Adesso io sto andando anch'io a scoprire l'America, forse l'avete visto, e volevo farmi una domanda. Io ho capito che in America, che forse non tutti lo sanno, ci sono università, ma non da adesso, da 50 anni, università, scuole. Volevo domandare perché a Murano non si costruiscono delle scuole giuste per i giovani. Questo è importante per capire perché non continuiamo questa nostra passione. Le radici le abbiamo tutte qua, però sento il bisogno che qualcuno ci aiuta per costruire a Murano, Venezia, anche in terraferma, qualcosa che non è solo in America, perché in America non tutti lo sanno, noi non andiamo a insegnare, adesso andiamo a imparare. Guardate su Facebook o Instagram cosa succede in America. Ci sono delle strutture che voi non immaginate neanche e voi potete confermare questo. Grazie. Tu rispondi Valentino. No, parla Lucio, se no parlo sempre. No, potete rispondere anche in modo molto molto sempliciotto, dai. Raffaele. Sì, anch'io come Cesare ho iniziato, anche Vittorio, siamo stati negli Stati Uniti tanti anni fa, ho capito che c'è un abisso tra l'artigiano del vetro di Murano che deve produrre un certo numero di pezzi e il più bravo era quello che abbassava il prezzo e ne faceva di più, questo concetto. Mentre negli Stati Uniti a volte lavoravano un'ora alla settimana e facevano l'opera. È un altro pianeta, lo so, l'ho sempre conosciuto, sì, sempre mi sono reso conto da tantissimi anni questa storia qui. E questo è il mio microfono? Vanno avanti solo a far quello. Ah no, scusa, pensavo un concerto, vabbè. Vabbè. No, comunque io credo che una scuola qui hanno tentato, lo sappiamo benissimo, la scuola Battezzanetti, però non può, probabilmente perché non c'era Cesare Toffolo a dirigerla. Fatto un complimento. Sì, ma è vero, perché deve esserci qualcuno che conosce benissimo in profondità, almeno parliamo del nostro genere di lavoro, non parliamo della fornace, almeno cioè ci deve essere qualcuno che lavora e produce e guadagna, altrimenti se c'è qualcuno che non conosce questa diciamo realtà essenziale non può portarlo avanti. Mi ricordo tantissimi anni fa mi avevano chiesto come mai la Battezzanetti non funziona e io avevo risposto perché la mia opinione era questa, ma si parlava in generale, perché il maestro vetraio alla sera andava, non so, si trovava con gli amici a bere l'ombretta e si parlava di tutt'altro, forse di calcio, e c'erano queste, diciamo, conferenze da bar, mentre negli Stati Uniti c'erano le conferenze realmente del mondo dell'arte del vetro. I maestri facevano c'era tutt'altra cultura e di conseguenza là si è sviluppata, come a Sofa Chicago, queste mostre d'arte, e mentre qui si andava, non so, e naturalmente i ragazzi giovani quando vedevano, scusa sto parlando troppo forse, no, i ragazzi giovani quando vedevano questi maestri, questi anziani maestri che si trovavano in questi baretti, cioè anche dal punto di vista economico è molto importante, non so come dire, se vedi il maestro che ha un successone come Del Ciuli in una situazione, diciamo, TV, programmi, anche situazione economica molto importante, i ragazzi giovani vorrebbero seguire quella strada, ma se vedono qua dei maestri che, come diceva Vittorio prima,
Vittorio, che se avesse lavorato in fornace non sarebbe nemmeno comprato una casa. In conseguenza i ragazzi giovani hanno quel punto di riferimento che non è interessante, anche dal punto di vista noi abbiamo lavorato in questo modo qui, forse anche dal punto di vista perché ci piace, come diceva Gino, o Bruno o Gino, perché ci piace fare questo lavoro, di conseguenza abbiamo avuto anche economicamente delle soddisfazioni, diciamo, ci difendiamo. Ok, forse la mia opinione è questa. Comunque volevo dire una cosa, è un privilegio essere qua e vi ringrazio i Toffolo, tutta la famiglia. Grazie. Volevo aggiungere una cosa. Dopo l'esperienza americana ho fondato un'associazione a Murano e abbiamo attivato dei corsi del vetro nell'isola di San Servolo, era l'anno 2000. Allora, lo scopo era quello di invitare maestri stranieri che usavano tecniche differenti da Murano per creare una connessione tra quello che era il vetro di Murano e il vetro internazionale. Quindi lo scopo principale era di avere degli studenti di Murano che venissero ad apprendere le tecniche nuove per Murano. Alla fine invece ci siamo trovati con tutti studenti stranieri e muranesi ne avevamo solamente 3. Abbiamo fatto i corsi per 3 anni, abbiamo avuto uno studente muranese per ogni anno. E quindi diciamo che i corsi hanno avuto un grandissimo successo, no? Anche a livello internazionale, però poi lo scopo che noi volevamo raggiungere non si è neanche avvicinato lontanamente. Poi nel frattempo, 2003, è arrivato il programma della Battezzanetti, quindi noi ci hanno fatto capire che entravamo in competizione con la Battezzanetti e quindi noi abbiamo cercato una collaborazione con loro, però la Battezzanetti era una struttura che è nata, diciamo, a livello politico perché erano sovvenzionati dalla regione e quindi era molto complicato trovare un accordo. Quindi noi abbiamo sospeso i nostri corsi, abbiamo lasciato spazio a loro, però loro sono franati dal punto di vista tecnico. Cioè non sapevano come funzionavano le scuole all'estero e quindi non conoscevano i programmi, cioè mancavano di questa conoscenza. Però avevano una struttura, diciamo, discreta, non paragonabile, come diceva Raffaele Moretti, alle strutture americane. Perché? Perché le strutture americane sono sovvenzionate da fondi privati, cosa che in Italia non succede. Noi abbiamo sempre, tutte le strutture sono sovvenzionate a livello statale, specialmente quelle, diciamo, che riguardano le scuole. Mentre negli Stati Uniti, faccio un esempio ultimo, hanno fatto l'ampliamento del museo del Corning, che è il museo del vetro più grande del mondo, e hanno speso $40 milioni. Cioè sono cifre che per noi sono impensabili. Il Museo di Murano ha avuto problemi per restaurare un padiglione e gli servivano solo 2 milioni. E ci ha messo anni per recuperare 2 milioni. Quindi è un panorama completamente differente. Poi, in risposta a Raffaele, dobbiamo dire che in America è vero c'è un'energia enorme, però sono gli Stati Uniti d'America. Mentre Murano è una piccola isola con 5.000 abitanti, quindi le proporzioni sono completamente differenti. Però la passione di Murano, cioè uno che nasce a Murano nasce nel vetro. Scusa, mentre gli americani si avvicinano al vetro quando vanno sulle scuole, sulle università. Quello è il primo approccio. È anche vero che loro lo scelgono. Da noi viene un po'... Una volta veniva un po' come naturale, no? Entrare anche se uno non aveva una passione grande.
mentre gli americani è una scelta che fanno, cioè loro si innamorano e ci entrano con tanta passione. Poi non sempre i risultati comunque vengono. No, volevo dirti, scusa Cesare, ma Murano vengono tutti gli americani, perché Murano noi siamo l'isola del vetro. È importante questo, dobbiamo... Certo. No, tutti dicono tanto siamo seduti, ma non facciamo niente, siamo seduti su una sedia, ma non facciamo assolutamente niente per creare delle cose molto più all'avanguardia di tutti. Ma insomma, Murano ha 1000 anni di storia, no? E tutti vengono lì e sono orgogliosi di venire a Murano. Tutti, tutto il mondo. Come mai? E noi non facciamo niente per svilupparla. Questo dicevo questo. È questo che qualcuno dovrebbe aiutarci, perché io ho le radici, mio papà fondeva, era il nuovo delle notte perché faceva le fondite, i colori, ma in America sono riusciti a fare tutti i colori che facciamo noi, ma come mai? Ma senza andare a insegnare, hanno studiato questo, che noi non studiamo niente. Però diciamo, là negli Stati Uniti c'è un approccio, allora diciamo che Murano, il vetro, come ho detto, 1000 anni fa è nato, no? Quindi la storia, i colori, c'è un po' una storia fatta di alchimie, mentre negli Stati Uniti ci sono dei laboratori, quindi si fa ricerca, hanno dei fondi, l'approccio è totalmente differente. Io ho molte cose tecniche, le ho imparate negli Stati Uniti riguardo al vetro, perché a Murano, io quando ero ragazzino ho fatto un corso di tecnologia vetraria, però non è niente rispetto a quello che è il mondo odierno della ricerca sul vetro americana, le fibre ottiche e tutto il resto, che non ha, diciamo, un approccio diretto con l'arte del vetro, però apre la mente, tutto serve. Murano purtroppo abbiamo perso l'occasione, la scuola del vetro, che attualmente è una scuola che insegna grafica e ha solamente, mi sembra, 3-4 ore alla settimana di vetro per gli studenti, pochissimo. Mi scusi, alzo la mano. Ascolti, ma io mi sono chiesta come mai avete fatto il corso a San Servolo, se ho capito bene, invece di farlo a Murano. E San Servolo non è facilmente raggiungibile dai muranesi. Se lei, secondo me, dal mio punto di vista, magari dico una banalità, mi sembrerebbe più logico, sarà più eclatante farlo a San Servolo perché l'isola, eccetera, però invece se fosse stato fatto a Murano forse sarebbero venute anche più persone, più muranesi a frequentarlo. E poi mi chiedevo anche, ma esistono questi corsi organizzati e pagati dalla Comunità Europea, questi fondi europei che fanno corsi di tutti i generi, dai panettieri a robe varie? Insomma, è possibile che non si riesca a fare a Murano e non a San Servolo, perché San Servolo è più un altro, d'immagine, secondo me soprattutto. Farlo a Murano avrebbe avuto un senso proprio di essere sul posto e magari sarebbe stato anche più facile far arrivare delle persone muranesi, dei ragazzi insomma di Murano. Per quale ragione avete fatto la scelta di farlo a San Servolo, mi domando? Allora, diciamo che l'idea di fare dei corsi del vetro in laguna è venuta perché io ho insegnato su varie scuole negli Stati Uniti e ho cercato di prendere il meglio che avevo conosciuto. Allora, farlo a Murano vuol dire farlo in un ambiente dove purtroppo, per esempio, noi quando uno scende alla colonna abbiamo già gli intromettitori. Non so se voi sapete, no? Che dicono per la fornace, la lavorazione, poi c'è tutta la massa del turismo, c'è tutto un meccanismo che è, diciamo, un po' distorto, no? Mentre San Servolo, all'epoca, noi avevamo un'isola, era come essere in un campus americano. Quindi noi abbiamo avuto tantissimo successo con i corsi, noi abbiamo avuto migliaia di studenti. Il problema era che non erano di Murano. Questo perché? Perché
tutti noi avevamo i nostri impegni, quindi avevamo scelto di fare i corsi in agosto. In agosto perché anche i vari maestri erano liberi dagli impegni di lavoro. Il fatto è che quelli che lavoravano in fornace dicevano: eh sì, io lavoro tutto l'anno in fornace, sicuramente in agosto prendo la barca o vado in spiaggia. Ecco, non c'era questo interesse. Per questo non ha avuto successo nell'ambito di Murano. Del lume non ha avuto successo? Ma no, di Murani. Va bene, prego. Posso io? Allora, volevo chiedervi questo. Voi siete degli artisti grandissimi, cioè siete arrivati, e però ho visto nel filmato che c'erano anche delle donne che erano state coinvolte in questo tipo di arte. Volevo sapere se qualcuna di queste è arrivata al vostro livello. E poi un'altra domanda: se tra i vostri studenti ci sono donne, cioè la percentuale di donne magari è bassa, ma arrivano a livello vostro? Rispondo sempre io? Sì, ma dobbiamo rispondere lo stesso. No, allora, Lucio, parla sul microfono. allora, tantissime donne sono Tantissime donne, veramente brave. Vai avanti. Allora, tantissime donne sono veramente brave e veramente che a Murano le donne non potevano lavorare il vetro intanto, prima cosa. E veramente fa delle cose eccezionali. Vedendo noi che si lavorava hanno imparato tante cose, insomma. Allora, diciamo che sempre nell'ambito americano ci sono tantissime donne che hanno raggiunto il successo e quindi sono diventate famose al pari degli uomini, cioè non c'è nessuna differenza. A Murano non sono tante le donne che lavorano il vetro, più che altro le donne hanno sempre fatto le perle a Murano e a Venezia uguali. In altri ambiti più artistici, per esempio c'è una donna che è americana, che è da anni che lavora a Murano, per esempio. Lei ha scelto Murano come sede, anche altre, anche giapponesi, però diciamo che donne di Murano... Ce n'è qualcuna. Ne abbiamo una qua, però non è nata a Murano lei, no, è olandese, danese, scusa. Quindi non lo so se proprio... E veneziane... Lei è una. Ah, sì. Sì. Lei ha... Sì. Sì. Sì, però io conosco il suo lavoro che viene da suo padre, giusto? Sì. Certo. Sì. Però non è... Però sono veneziana, non sono Sì, vabbè, ma insomma... Anche. Veneziana doc so che sei dei... Lavoro il vetro da tanti anni, mio papà... Rossetti Rossana. Mio papà lavorava per il negozio Pagnacco, non so se qualcuno si ricorda. Eredi Giovanni Pagnacco per tanti anni in collaborazione, dopo io ho ereditato la ditta e ancora lavoro, però fornisco negozi, non ho un negozio mio. Ma e ce ne sono ancora veneziane che lavorano? Non so. Pochi? Quello è, no? Donne poi ancora meno. Anche la mia era una domanda molto simile. Volevo chiedere, oggi come oggi, a Murano, tra i 20 e i 30 anni, quanti ragazzi sanno lavorare con il lume? Sì, a Murano, tra i 20 e i 30 anni ci sono... Quanti giovani sanno ancora lavorare? Che sanno lavorare? Allora ci sono un po' di giovani. Allora, per esempio, io ho 2 figli e tutti e 2 lavorano il vetro.
Poi, per esempio, nello studio mio abbiamo un assistente che è arrivato da noi dopo aver fatto la Battezzanetti, è venuto da noi circa 3 anni fa. E adesso il prossimo anno cercheremo un altro apprendista. E poi so che i nipoti di Lucio lavorano il vetro. C'è un movimento di giovani, poi loro hanno WhatsApp, stanno in contatto, sono abbastanza affiatati, diciamo. Non è male. C'è un futuro. Allora diciamo che il numero non è così importante, no, come era una volta. Però forse più che la quantità c'è la qualità. Cioè, diversamente dalla fornace, il lume Sì. è andato un po' più avanti. Sì, la fornace Sì, vabbè. è vetro, è vero. Benissimo. Ci sono altre domande? Ecco, direi che è l'ultima, dopo chiudiamo, perché penso che, anche se starei qua... Avrei delle brevi domande un po' tecniche. Dunque, intanto è stato nominato il cristallo prima. A Murano c'è produzione di cristallo? Perché io credevo fosse solo cristallo di Boemia finché non sono stato a Colle Valdelsa. Posso? Sì. Allora, il cristallo, noi chiamiamo cristallo il vetro incolore. Quello è il termine esatto del cristallo. Poi c'è il cristallo al piombo, però il cristallo al piombo è tipico della zona della Boemia e anche c'è stata la produzione in Inghilterra, poi in Francia, Baccarat, però diciamo cristallo al piombo, Murano non si fa. Ecco, c'è stato un piccolissimo excursus anche sull'evoluzione della fiamma. Cioè c'è qualcuno che ha approfondito l'archeologia industriale e non ricordo, quella che riproduce con strumenti d'epoca dei manufatti? Sì, allora c'è... Archeologia sperimentale. Ci sono vari periodi. Allora, tramite il Corning abbiamo ricostruito come poteva essere nata la lavorazione a lume. Quindi inizialmente si pensa che un forno abbia fatto una crepa, no? Nell'argilla, che era normale, quindi c'era una fuoriuscita di una fiammella singola e quindi si sono usate le bacchettine di vetro per fare piccole perle, oggettini. Ci sono dei ritrovamenti di perle egizie e che sono fatte sicuramente così. Poi successivamente è stato creato come una specie di vulcano, altezza circa 30 centimetri, dove veniva inserito sotto un legno infuocato e sopra una piccola bocca dove la gente poteva lavorare. Sono tutti oggetti che poi sono stati ricostruiti, sono stati provati e funzionavano. E poi comunque dopo arriviamo al banco col soffietto, però siamo già nel 700, nel 500, poi diciamo che è tutta una tecnica che si è sviluppata poi in Europa e sono tutti similari i banchi per lavorare il lume e si pensa siano partiti da Venezia, perché poi i veneziani sono spostati, sono andati in Austria e poi dall'Austria si sono spostati in Francia, cioè c'è tutto uno studio di questi vetrai nomadi, li chiamiamo. Poi il discorso è molto più lungo e complicato. Ci sono tutti i vetri di Nevers, le figurine di Nevers, con tecniche differenti. Cioè, c'è tutta una storia importante. Ok, benissimo. Io direi che possiamo chiudere. Se c'è un'ultima domanda, se no io direi di chiudere. Io adesso vorrei consegnare, come vi avevo detto, una targa ai maestri, che mi sembra che sia il minimo che possiamo dare oggi. No, volevo dirvi che tutto questo, quello che dice Cesare Toffolo, che li trovate nei 3 volumi, dobbiamo capirlo questo. Questo è importante, quello che ha fatto queste ricerche è stato lui, del vetro, lavorazione vetro a lume. Bravo. Perfetto, grazie. Allora io consegnerei le targhe